Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, la locomotiva non c'è più, ha deragliato ufficialmente. La locomotiva europea nella sua doppia versione franco-tedesca non c'è più. Quindi non c'è più quell'asse granitico e dominante politico franco-tedesco sul continente, quindi si appresta a indebolirsi sempre di più l'Unione Europea a trazione franco-tedesca, costruita con logica franco-tedesca, con parole d'ordine e atteggiamento franco-tedeschi. E quindi questa crisi profonda, per cui non c'è nulla da gioire e che per l'entità delle due economie dei due paesi in questione ha ripercussioni negative anche per noi, ovviamente, però potrebbe, quantomeno spalancare una crisi creativa. Cioè viviamo tempi di crisi, ma il fatto che sia in crisi quella locomotiva che ha prodotto quel tipo di politica europea rende questi tempi di crisi anche tempi interessanti. Allora, l'ultima di cronaca di oggi è il fatto che il premier tedesco Olaf Scholz ha perso ufficialmente la fiducia del Bundestag e quindi si andrà a elezioni anticipate a febbraio. Era un obiettivo che in realtà ormai Scholz perseguiva perché il suo governo non c'era più nei numeri e nel collante politico, ma è comunque plasticamente l'indicatore di una crisi per le modalità in cui si è manifestata e anche per alcuni toni del dibattito parlamentare che è avvenuto in Germania. Anzitutto nella votazione hanno votato contro Scholz 394 deputati, a favore solo 207. La crisi si è resa evidente ed è stato, come dire, quindi un passaggio obbligato anche certificarla con i numeri parlamentari per il fatto che i liberali dell'FDP hanno tolto il consenso al governo di coalizione semaforo, cioè tra liberali, verdi e socialdemocratici di Scholz. Molto interessante l'intervento, tra le altre cose, del ministro dell'economia tedesco, Robert Habeck, dei Verdi, però non pensate a Bonelli, cioè non pensate ai Verdi italiani che, come diceva Andreotti, assomigliano ai cocomeri, sono verdi fuori ma rossi dentro. Habeck, che è lontanissimo politicamente da chi vi parla e dalle ragioni che ogni giorno rappresentiamo in questa radio, è un verde comunque che ha una sua lucidità. Per esempio si è espresso più volte a favore del mantenimento delle centrali a carbone, non è un masochista, ecco, mettiamola così. E ha detto, ha ricordato in Parlamento che la Germania non registra alcuna crescita reale dal 2018 e ha definito un grosso errore quello di affidarsi all'energia russa, di dare le chiavi della Germania, quindi del continente, dal punto di vista energetico, a Putin. Non solo, ma ha detto l'Unione Europea ha valutato male la situazione geopolitica e ha sostenuto la Cina. Quindi il ministro dell'economia del governo uscente tedesco ha stroncato lustri di politica Merkel, cioè il baricentro della politica Merkel, no? La famosa geopolitica del tubo, per cui si sarebbe ammansito l'orso russo appunto dandogli le chiavi energetiche del continente. È stato un fallimento clamoroso, il doppio binario per cui ci si faceva difendere dal contribuente americano mentre si facevano gli interessi commerciali della Cina, è anch'esso un nodo che è venuto al pettine, quindi, come dire, è tutto un sistema e tutta un'azione politica rappresentata dalla stagione Merkel che va in crisi plasticamente nella crisi tedesca. Questo mentre nei nostri salotti TV alla Fabio Fazio viene ancora celebrata Angela Merkel come se fosse stata una leader illuminata. In patria stroncano la sua politica. Poi ci sono gli indici economici tedeschi, ovviamente, che permangono inquietanti. L'attività commerciale è scesa per il 6º mese consecutivo nel settore privato. Il settore manifatturiero rimane in profonda recessione. Il settore dell'automotive è, come dire, sull'orlo dell'abisso.
stabilimenti Volkswagen chiusi in rivolta, stabilimenti Audi chiusi in rivolta, con gli operai che protestano contro quella follia chiamata Green Deal, che era una delle punte di diamante dell'assetto europeo partorito negli ultimi appunto lustri dall'asse franco-tedesco. E quindi è tutto un mondo delle priorità che vanno in crisi, anche perché l'altra metà della locomotiva non è certo messa meglio. Oggi Bayrou, il nuovo premier incaricato da Macron, sta tenendo le sue consultazioni. Ricordiamo che è andato in crisi il governo Barnier perché si reggeva sull'astensione benevola di Marine Le Pen, che però, come dire, in cambio dell'astensione benevola voleva fossero riconosciute delle ragioni del Rassemblement National e del blocco sociale che rappresenta, quindi ha tolto giustamente questa astensione benevola, il governo è caduto. Adesso Bayrou sta tenendo queste consultazioni in un clima surreale, dove si tenta di allestire l'ennesimo governo laboratorio di minoranza con la benedizione di Macron, si cerca di spaccare il fronte, diciamo, gauchista, quindi di tirare nell'orbita di governo i socialisti, divincolandoli da Mélenchon, ovviamente con la solita conventio ad excludendum per Marine Le Pen, quindi sostanzialmente si cerca di congelare per l'ennesima volta il risultato delle elezioni legislative, che ha segnato come vincitori a livello di partiti Mélenchon e Marine, al di là dei cartelli elettoralistici, e quindi il sistema francese si sta avvitando su una crisi, anche lì speculare alla crisi economica, perché ricordiamo che i titoli della Francia hanno raggiunto rendimenti o non rendimenti pari a quelli greci. In tutto questo, forse di questa enorme crisi della locomotiva, si apre una stagione per una nuova Europa. E chi è candidato a rappresentare un altro modello di Europa? Beh, sicuramente il governo italiano, sicuramente il centrodestra italiano, che ha un altro approccio a quello andato in scena appunto negli ultimi lustri in Europa. Si pensi solo alla questione dell'immigrazione, alla questione fiscale, alla questione dell'identità del continente culturale e religiosa. E su queste parole d'ordine la Meloni tiene la barra dritta ed è una barra alternativa a quella da cui proveniamo, e tra l'altro spesso la Lega si fa giustamente, come dire, punta avanzata di certe istanze, pensiamo alla questione fiscale e alla questione dell'immigrazione. Quindi insomma c'era una volta l'asse franco-tedesco, è una buona notizia se riusciremo a costruire finalmente un modello alternativo. Grazie a tutti.